Raga, stiamo per partire, siamo pronti, siamo carichi come vedete, ma non del tutto, perché adesso dobbiamo andare a prendere Zurzin, caricare del tutto la macchina con un'altra bicicletta, non so come facciamo a starcela, e poi si parte. Let's go! Raga, è arrivato Zurzin, siamo sempre più pieni, abbiamo aggiunto la bicicletta, cose, fatto cose, pazzesco. Zurzin, come ti senti questa bellissima vacanza? Dai che siamo in ritardo. Non mi spostare le marce. Bella raga, siamo arrivati finalmente, top. Siamo qui, abbiamo appena visto il nostro monolocale pazzesco. Siamo arrivati a Introbbio. Abbiamo appena finito di smontare le nostre bellissime biciclette, guardatele là, i nostri bolidi pazzeschi. E adesso dopo 11 km di coda devastante dentro le gallerie in salita possiamo prendere la bici e andare al festival. Che poi comunque raga, guardate che figata di posto, cioè abbiamo persino la piscina che purtroppo siccome si è rotto un pezzo era riscaldata, ma adesso non è più riscaldata. Però guardate, oh, immaginatevi di essere lì a fare il bagno con quel bellissimo paesaggio, con tutte le montagne così, cioè. Come stai Zurzin? Bene. Ti senti carico Zurzin? Sì. Hai idea di dove stiamo andando Zurzin? Io spero solo che la strada sia giusta, se no dobbiamo farci tutto al contrario e in salita. Zurzin è un po' pessimista su questa cosa, però io invece sono psicologicamente ottimista e siamo in mega discesa. Cioè raga, il brutto di questo è che essendo in discesa adesso, dopo ce la dovremo fare tutta in fucking salita raga. Raga, stiamo arrivando, è lì, guardate, esattamente lì. La percepite la musica? La percepite la musica? Bella raga, siamo entrati finalmente, top, bella, c'è veramente tanta gente, c'è persino una ruota panoramica. Secondo giorno. Bene ragazzi, secondo giorno pazzesco. Oggi non sappiamo cosa andiamo a vedere, comunque sappiamo che ci andremo verso le 3-4 così, perché sennò è devastante starci troppo lì. Ieri sera abbiamo visto Benny Benassi e Don Diablo. Considerazioni? Beh, ci stavano. Ci hanno devastato le orecchie, specialmente Don Diablo. Don Diablo ci ha stuprato proprio le orecchie, però è stato il top. Eravamo davanti al palco proprio e si vedeva tutto quanto. Quindi adesso andiamo a fare colazione e via. Abbiamo appena finito di fare la spesa, stiamo andando a vedere la cascata di Introbbio. Grandissima cascata, fulcro di ogni gita turistica da queste parti. E come potete vedere siamo immersi nel verde. Adesso ci arriveremo e mangeremo qualcosa perché abbiamo fame, è già mezzogiorno. Zurzin, ti piace questo posto? Guardate Zurzin come si inerpica nella montagna. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't you be like that. I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. You could be with anyone. I could be with anyone. Got you and me. Yeah.
siamo arrivati alla cascata. Top. Allora stiamo per partire, ci stiamo preparando e adesso dobbiamo aprire il vino. Lo scemo qua vuole aprirlo sbocciando, ma secondo me è una cagata grande. Sbocciamo. Perché dopo non abbiamo più il tappo per chiuderlo. Lo andiamo a recuperare. Pronto? 3, 2, 1. Sei un coglione. Abbiamo il monolocale che sa da Desperados e Prosecco. I disperados siamo noi, altro che... Raga, e niente, stessa storia, stesso posto, stesso bar. Sono le 6. Però intanto vedete, raga, c'è atroce. 20 euro per 4 birre, cioè è una cosa illegale. Lo scudino te lo tiro addosso, 20 euro. 20 euro, cioè 4 birre ci stanno qua dentro. Cioè 5 euro la birra, ma è quella del discount, è quella del Brix. Oh, dove vai? Che cazzo vuoi? Smisciotto! We are shadows in the neon light. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their Giorno 3. C'è Zerzin che sta lavando le stoviglie per la sua prima volta nella vita. Cazzo dici? Considerazioni sulla serata di ieri? Onesta ci stava. Onesta, ci stava, ci ha stuprato meno le orecchie Sì, boia. della prima sera, è stato più easy, anche perché c'era gente che non conoscevamo, tipo, cioè non c'era gente mega famosa tipo Benny Benassi. Alice in Wonderland. Ma è famoso secondo te? Sì. Cioè io non la conoscevo però. Beh, scrivete nei commenti se conoscete Alison in Wonderland oppure no. Noi l'abbiamo scoperta ieri sera, almeno io l'ho scoperta ieri sera. Stasera invece si concluderà la serata con Steve Aoki. Devastante, dobbiamo trovare un posto in prima fila per farci tirare la torta in faccia. Scrivete nei commenti anche come secondo voi è fatta la torta, noi ve lo diremo stasera. Oggi faremo un giretto per smaltire il buon umore. Bello raga, stiamo salendo per Val Biandino perché dovete sapere che Interobbio, che è il paese dove ci troviamo noi adesso, è in Val Sassina. Noi abbiamo fatto 500 metri di dislivello per andare su fino a Val Biandino, che è poco più là in alto così. Ed è una specie di altopiano strafigo, infatti come potete vedere questo è il torrente che va giù e a un certo punto sfocia nella cascata che avete visto ieri dove ci siamo stati, no? Quindi ieri eravamo giù, adesso siamo sopra la cascata. Sì, esatto.